Marco Mariotti, tecnico della Nuorese, oggi non è andata come volevate, però insomma ci avete messo fino alla fine anche in inferiorità numerica, insomma, la voglia e la generosità. No, io devo fare prima di tutto un plauso ai miei ragazzi, sono stati bravi perché pensavo di finire la partita in 5, in 6. No, e allora voglio fare un plauso veramente a tutta la squadra che sono stati bravi, sono stati intelligenti, non andare appresso alle provocazioni di una terna arbitrale a dir poco scandalosa, però questo a noi poi non ci deve interessare, a me mi deve riguardare il campo ha detto che abbiamo affrontato una delle squadre più forti, no, noi siamo stati in campo bene, è un dispiacere soprattutto aver preso il gol all'ultimo secondo del primo tempo su una giocata che ha De Martis sulle corde e poi al secondo tempo un po' la partita poi è scivolata via, sono tanti episodi brutti dove si è giocato poco a calcio, dove ci sono stati tanti calci e si è giocato poco a calcio. Questo è un difetto che ho detto ai ragazzi, mi sono arrabbiato per questo, e che noi dobbiamo pensare solo a giocare a pallone, poi se gli altri sono più bravi e loro sicuramente è un'ottima squadra, però ecco, devo fare un plauso ai ragazzi perché sono stati bravi. Io forse se ero giocatore non so se qualche giocatore loro rimaneva in campo intatto, perché quando un giocatore che ha giocato nei professionisti si permette di dare due cazzotti, uno a Cappaia, uno a un ragazzino del 97, e parlo del signor Cafiero, il numero 2, che ha giocato nei professionisti e ha giocato nella scuola calcio della Roma, e mi lascia un po' qualche dubbio.